Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. All'impronta, così al volo, giusto per succedere al Bamba della settimana, che è inarrivabile ovviamente. Adesso lo controbilanciamo con un'altra rubrica inventata al momento qui su due piedi, prêt-à-porter, vale a dire l'eccellente tra gli ottimi. Dopo il Bamba della settimana sarete però voi, come dicevano i bravi conduttori di una volta, siete voi a fare la trasmissione eleggendo l'eccellente tra gli ottimi. Perché giustamente dopo che il maestro, il direttorissimo Vittorio Feltri ha individuato da par suo il Bamba della settimana, noi insieme, tutti quanti, allo 02 92 94 7222, potete intervenire fin da subito, telefonando, per eleggere, al contrario del Bamba della settimana, l'eccellente tra gli ottimi. Dopo il Bamba, l'eccellente tra gli ottimi va assolutamente individuato, perché non è detto che tutti siano Bamba, ci sono anche degli eccellenti tra gli ottimi, giusto appunto. Quindi dite la vostra, chi è che eleggiamo oggi come eccellente tra gli ottimi? Io ne avrei uno che è indiscutibile, il Presidente della Repubblica. Per me è l'eccellente tra gli ottimi, per definizione. 02 92 94 7222, non solo il Presidente della Repubblica, proprio Sergio Mattarella è eccellente tra gli ottimi. 02 92 94 7222 per eleggere insieme, poi teniamo anche i conti naturalmente dei voti ricevuti, l'eccellente tra gli ottimi dell'11 aprile 2024. Potete anche partecipare via WhatsApp con il numero 340 6709 659. Ripeto il numero 340 6709 659. Eccellente tra gli ottimi dell'11 aprile del 2024 è, a mio modesto avviso, Sergio Mattarella. Chi è il vostro eccellente tra gli ottimi? Votate, partecipate e intanto noi ci facciamo anche una pausa musicale. Direi che adesso tocca 11 aprile, sempre 1889, a Nick La Rocca, cornettista, compositore jazz americano di chiarissime origini italiane. Ha scritto un pezzo rifatto da 100.000 altri, Tiger Rag, nasce a New Orleans oggi, morirà nel 1961, l'11 aprile del 1889. Tiger Rag è l'eccellente tra gli ottimi. Non vi va bene Sergio Mattarella? Siete d'accordo? Siete in disaccordo? Intanto ci ascoltiamo un pezzettino di Tiger Rag. Senti che bel sound, Tiger Rag, Nick La Rocca, eccellente tra gli ottimi, secondo Clara da Sondrio è Salvini, tanto per andare sul facile, sul facilissimo, allo 340 6709 659, che non è vero che sia così facile, perché in effetti lo bastonano tutti, lo bastonano in tanti, lo attaccano in tanti, quindi al contrario è eccellente tra gli ottimi per la nostra Clara da Sondrio. Abbiamo una telefonata allo 02 92 94 7222 e eleggiamo insieme l'eccellente tra gli ottimi dell'11 aprile 2024. Pronto? Sì, Giulio, sono il Walter. Caro Ciao. Walter, chi è che eccelle tra gli ottimi a tuo giudizio? Se posso chiedere una deroga, ne vorrei fare due. Uno sì, singolo, certo, che è il deputato che prima abbiamo sentito della Lega Sardo, perché quello è sicuramente un'eccellenza. Il secondo invece sono tutti quei giornalisti che sono certi che Rosa e Olindo siano gli assassini, gli esecutori della strage di Erba. Quelli secondo me sono eccellentissimi. Sono eccellentissimi tra gli ottimi, hai ragione, perfetto, condivido. Intanto c'è un audio messaggio, mentre le linee rimangono a vostra disposizione per eleggere l'eccellente tra gli ottimi dopo il Bamba della settimana. L'11 aprile 2024 eccelle tra gli ottimi chi? Io ho detto la mia, Sergio Mattarella. Clara da Sondrio dice Salvini.
nostro amico Walter dice quelli che hanno scritto che Olindo e Rosa sono colpevoli per la strage di Erba, più il deputato Giagoni, mentre c'è un audio messaggio, lo sentiamo al volo, 20 secondi. Buongiorno, sono Pietro. Io la butto lì, come dice spesso lei, ma tra Angelucci e Belpietro, nell'incontro che hanno avuto a Roma, non è che hanno parlato anche di Radio Libertà? La butto lì, così. E un'altra cosa, allora giovedì non ci sarà più Rinaldi? A posto di Feltri lì? No, giovedì c'è ancora Rinaldi in versione light, diciamo, cioè più ristretta, anche perché lui spesso è impegnato in Parlamento come oggi. Oggi non c'è perché è impegnato in Parlamento con votazioni su cose importantissime, quindi si scusa, ma non ha potuto partecipare. Ho omesso di dirvelo, sembrava che non ci fosse per altri motivi. No, semplicemente perché è là a fare il suo lavoro. Oggi dalle 8:30 c'è la plenaria del Parlamento. Quindi si scusa perché gli piace anche a lui intervenire, ma continuerà a esserci. Per quanto riguarda Angelucci, Belpietro, Radio Libertà, io dico soltanto una cosa molto rapida, un auspicio, sperem con 2 belle M finali, mentre Marco di Agrate vota l'eccellente 3, non posso dirlo perché vado in conflitto di interessi, mi spiace Marco, ti ringrazio ma non posso esplicitare il tuo voto. C'è una telefonata, per fortuna Bruna concorda con me, Mattarella è in pole position per essere nominato l'eccellente tra gli ottimi dell'11 aprile 2024. Pronto? Ciao, sono Nando da Pioltello, sono in totale disaccordo. Oggi il premio va sicuramente dato al parlamentare Abdubakar Sumaoro, perché ha proposto di riconoscere come festa nazionale il Ramadan. Mi sembra un chiaro messaggio ai suoi amici del PD e dell'Alleanza Verdi-Sinistra: salvatemi il culo, salvate il culo a mia moglie, a mia suocera e ai miei cognati, ricandidatemi, altrimenti come parlamentare uscente deposito il mio simbolo e faccio il partito islamico. Io almeno la vedo così. Allora, a proposito di simbolo, direttore, sì? mi piacerebbe che nel simbolo della Lega alle europee ci fosse una piccola aggiunta. No Draghi. Ciao. No Draghi. Addirittura sei un anti-Mario per eccellenza. Cosa ti ha fatto di male Mario Draghi? Ha tirato sul prestigio dell'Italia, è eccellentissimo. Ecco, un altro eccellentissimo tra gli ottimi, direi. Altro che eccellente. Speranza, eccellentissimo, scrive invece un altro ascoltatore via WhatsApp, Enzo da Como, poi vediamo cosa dice, ma intanto c'era un'altra telefonata, quindi 02 92 94 7222. Oggi eleggiamo l'eccellente tra gli ottimi. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, io è un po' un controsenso. Io come eccellente direi il presidente della Puglia, che com'è Emiliano, esatto, grazie. È un valido. Perché come ex magistrato ha sputanato la magistratura. Praticamente lui, per avere consensi e appoggi e protezione, va dai delinquenti. Dunque la magistratura è proprio perfetta, è uno che ha sputanato totalmente la magistratura. Questa è una persona secondo me un controsenso, ma è quello che dico io. Ti ascolto. Ottimo. Hai individuato un eccellente, un sicuro eccellente. Non so se tra gli ottimi, ma di sicuro è un eccellente. Enzo da Como, sicuramente Mattarella, scritto in minuscolo volutamente dal nostro ascoltatore di Como, ma non tanto per dileggio dell'istituzione, quanto per stima dell'eccellenza, diciamo così. Se permettete, la finezza, esprit de finesse, 02 92 94 7222 per votare, per eleggere, anzi a suffragio universale e popolare degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Libertà, l'eccellente tra gli ottimi della giornata di oggi, 11 aprile 2024. Salvini, scrive Carmen, perché ce la mette proprio tutta. Diciamo che in questo momento Salvini se la gioca con Mattarella per essere nominato eccellente tra gli ottimi, ma anche con Sumaoro, perché Raffaella scrive e vota Sumaoro, eccellente anche per me. Poi abbiamo un audiomessaggio adesso con
l'ausilio della regia. Davide sta facendo l'idra a 10 teste e il polpo a 80 tentacoli per risolvere tutto in regia, tra le telefonate, il mixer tira su, tira giù, un casino della Madonna, grazie a Davide in regia, Davide Clocchiatti. C'è una telefonata, c'è anche un audiomessaggio. Cos'è che prendiamo per primo? L'audiomessaggio. Per me è Matteo Salvini, perché guardate che tenere testa anni e anni contro i mass media è veramente dura, per cui lui trionfa sempre. Buona giornata, Anna Maria da Vicenza. Anna Maria porta in testa Matteo Salvini per quanto riguarda gli eccellenti tra gli ottimi dell'11 aprile 2024 di oggi. Pari merito con Sumaoro, eccellente per me Raffaella. E allora arriva il munifico benefattore, scrive un altro ascoltatore. Per le votazioni del Bamba, no, non ci sono, le votazioni del Bamba non ci sono, perché il Bamba lo sceglie inappellabilmente il direttore Vittorio Feltri, non c'è votazione lì, la votazione c'è solo per scegliere l'eccellente tra gli ottimi, cioè dopo il Bamba appunto l'eccellenza. E c'è un ascoltatore che ha mandato un messaggio, ma anche uno in linea, lo sentiamo subito, quello in linea, pronto? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Caro Fabrizio, chi è che eccelle tra gli ottimi? Allora, io l'eccellente, non dico del giorno ma dell'anno, è sempre Sergio Mattarella, perché e vai. battere Mattarella in ipocrisia è difficile. È una cosa incredibile, non ci riesce nessuno. Io ho letto di tanti personaggi storici, ma uno così veramente non l'avevo mai trovato. Però quello del giorno per me è Marco Travaglio, perché sinceramente Marco Travaglio ha sbagliato epoca, ha sbagliato nascita. Lui doveva nascere o nel periodo nazista o nel periodo dell'Unione se lo Sovietica. ricorda quando scriveva come Calandrino sulla Padania, no? Sì, l'ho sentito. Io volte. non l'ho mai letto, però so che voi ne parlavate. Quello che dico io è che lui ha la verità in mano, lui è inappuntabile, lui sa che Conte è il miglior politico di sempre dell'Italia degli ultimi 100 anni, dopo Cavour c'è Conte, lì non sbaglia mai. Tutti gli altri sono delinquenti a prescindere e non lo so, per me è uno così, non lo trovi in tutto il programma. Allora ci ritroviamo Marco Travaglio, grazie Fabrizio. Poi abbiamo un altro audio messaggio, sentiamo. Buongiorno Cainarca, seriamente l'eccellente fra gli ottimi potrebbe essere Mario Giordano, ironicamente l'avvocato del popolo Conte entra anche lui in gara un po' da dietro, perché i primi della lista sono oggi Matteo Salvini e Sumaoro. Non so se sono contenti quei due qua di essere appaiati nella classifica delle eccellenze per la giornata. Lei come si chiama? Giuseppe, che lavoro fa? Sono segretaria della rettrice dell'Università di Torino, che si chiama Pasquale. Però a proposito degli eccellenti tra gli ottimi, Gianni da Roma la risolve così la questione. Luciana da Udine, eccellente, ironico Mattarella, ottimo Salvini, quindi distingui. Ma non è ironico? Si domanda l'ascoltatore. Fate voi, deve dichiarare di essere ironico. Che cos'è ironico? Mi manca il premio QQ con 2 Q naturalmente, scrive Walter. Ripristinate la sigla Radio Padania Libera, ritorniamo ai valori della nostra gente, che non c'entra un tubo con l'elezione dell'eccellente fra gli ottimi. Per le votazioni, anche se non chiaro cosa vuol dire eccellenza tra gli ottimi, voto Mattarella, che balza di nuovo in testa e stacca di un'incollatura Matteo Salvini. E chi lo ha appoggiato? Questa è maligna, nuovo Cesare furbetto tra i silenti inginocchiati, e questa è super maligna. Allora, chi è che è l'eccellente tra gli ottimi di oggi in definitiva? Mattarella ha riguadagnato la pole position, anzi la prima posizione. 02 92 94 7222, abbiamo ben 2 telefonate in attesa, sentiamole una dopo l'altra. Pronto, buongiorno. Buongiorno. E là. Rosalba Ruggero, buongiorno direttore. Per me l'impareggiabile è sempre Sergio Mattarella. Salvini, poveretto, non c'entra completamente nulla. Impareggiabile è bello comunque, l'eccellente tra gli impareggiabili o tra gli ottimi, diciamo così. Sì, non c'è dubbio. Avrei potuto usare anche altri termini, ma comunque evitiamo per non essere poi accusata di vilipendio. Certo, no, ma noi non stiamo vilipendendo, perché noi rispettiamo profondamente l'istituzione, però la persona è un'altra cosa. La persona che veramente proprio in questo preciso momento di istituzioni c'è ben poco. Quindi lasciamo perdere. Anche lei non parliamo di istituzioni.
Ecco, no, Come prego? No, dico che anche lei mi sembra eccellente, devo dire la verità. Come intervento il suo mi Sì, pare no, eccellente. senza paragoni però, Ecco, senza paragoni, per favore. No, Perfetto. assolutamente non azzardo nessun paragone, alcun paragone. Benissimo. La ringrazio invece per il suo intervento. Grazie a lei, dottor direttore. Lei veramente con la sua rassegna stampa è veramente in questo punto di vista impareggiabile. Ecco. La ringrazio, signora. Buona giornata, grazie a lei. Mi fa il più bel complimento che io possa sperare di ricevere in carriera. Allora, buongiorno, oltre che Giulio Cainarca. Cosa vuol dire? L'eccellente tra gli ottimi è Lamberto Rimondini. Chi è Lamberto Rimondini? Che consiglio a tutti di ascoltare su YouTube per capire perché non cambierà mai nulla. Adesso mi è venuta la curiosità, però adesso lo googliamo al volo. Nel frattempo però abbiamo un altro, credo, ascoltatore. Lamberto Rimondini. Confesso la mia ignoranza. Eccolo qui. Subito, compare appena scrivi Lamberto. Lamberto Rimondini vive a Bologna. Dal 2017 è consulente specializzato nell'internazionalizzazione delle imprese. E c'è anche un suo bel canale YouTube. Allora, c'è una telefonata per eleggere l'eccellente tra gli ottimi di giornata. 02 92 94 7222. Eccoci qua, pronto? Sì, pronto direttore, buongiorno. Buongiorno. Io direi che ironicamente tutti quegli italiani, soprattutto i veneti, che hanno deciso di non votare più la Lega, di votare i fratelli e le sorelle d'Italia, che adesso verranno anche traditi perché darà il consenso alla docetta all'amica von der Leyen oppure all'altro Draghi, no? l'altra possibile elezione a presidente di Draghi. Una domanda, un'informazione più che altro, ma le trasmissioni della domenica mattina ci saranno ancora o sono state completamente tagliate? Grazie. No, allora alcune verranno spostate al sabato perché la domenica proponiamo il meglio della settimana sostanzialmente e riproponendo un pochino anche lo schema delle giornate del lunedì al venerdì, insomma con le trasmissioni usuali. Quindi il meglio di va in onda la domenica e le trasmissioni invece che andavano in onda la domenica verranno, ove possibile, praticamente non erano moltissime a dire la verità, comunque la poesia con il nostro mitico poeta verrà spostata al sabato presumibilmente, anzi ce la faremo, quindi non si perde niente, ma la domenica abbiamo in pratica per motivi anche organizzativi, ma anche editoriali, di scelta editoriale con il direttore Giovanni Sallusti, decidiamo di riproporre il meglio della settimana, senza perdere le rubriche della domenica. Intanto abbiamo un'altra telefonata per la nomina dell'eccellente tra gli ottimi. Mattarella è in testa. Vediamo un po' che succede col prossimo voto. Buongiorno. Direttore, buongiorno, io mi sono collegato adesso, le chiedo scusa, vorrei neanche un minuto per fare una denuncia, credo che anche questo sia politica. Sì. Qui ad Alpignano, in piazza Berlinguer, ci sono un gruppo di individui che continuano a spaccare tutto, campanine dell'acqua, porte dei gabinetti di quelli che fanno il mercato, spaccano panchine, una cosa indescrivibile. È mesi che andiamo avanti, è mesi che denunciamo tutto a tutti e non succede assolutamente nulla. Allora, Alpignano, piazza Berlinguer, mi scusi direttore, sì, mi scusi. Ma lei vigili naturalmente li avete già interpellati? Tutti lo sanno tutti, il comune, vigili, carabinieri, tutti lo sanno. Non succede assolutamente nulla. Ma si tratta di vandalismi? Vandalismi, siamo disperati. Vabbè. Allora, grazie direttore, mi scusi. Si figuri, ci mancherebbe altro, noi raccogliamo e qualcuno magari in zona si dà da fare. Intanto l'eccellente tra gli ottimi rimane in questo momento Sergio Mattarella per l'11 aprile 24, cioè per oggi, ma avete ancora qualche minutino per sovvertire la classifica dell'eccellente tra gli ottimi che voi potete eleggere chiamando allo 02 92 94 7222. Insomma, il bamba della settimana è il preside di Pioltello, e quello l'ha scelto inappellabilmente il direttore Feltri. L'eccellente tra gli ottimi lo scegliete voi e in questo momento vince Mattarella. Al WhatsApp 340 6709 659. Ne sono rimasti indietro un po'. Allora, abbiamo detto Lamberto Rimondini, che abbiamo scoperto chi è un opinionista su YouTube, e poi
Da Ravizza, Ermeio e Speranza che vive sperando, muore vaccinando. Anche Speranza ha ottenuto un paio di voti, non tali però da portarlo in vetta alla classifica. Un altro messaggio via WhatsApp, sentiamo audio messaggio. Scusate se intervengo ancora, ma tutti quelli che dicono che la Lega ha votato Mattarella, ha dovuto votarlo per forza, perché quando gli hanno messo il bastone fra le ruote che non hanno votato la Casellati, ci trovavamo Casini, l'ha detto Salvini più volte, ma io tra Casini e Mattarella non so chi è il peggiore. Ciao. Allora concentriamoci però sull'eccellente tra gli ottimi di giornata. Francesco, come eccellente non c'è dubbio che la Schlein meriti il podio. È il primo voto per lei quest'oggi, peraltro. Solo lei cerca di arrampicarsi sugli specchi per salvare il PD. Graziella, che non posso citare per esteso perché rientro in conflitto di interessi. Maurizio, quando una giornata di dibattito sulla nostra radio, sulla ricerca di sponsor dopo aver perso l'unico privato che avevamo, ma no, noi stiamo eleggendo l'eccellente tra gli ottimi, non rognando. Attenzione, per rognare c'è sempre spazio, per eleggere l'eccellente tra gli ottimi c'è solo questo spazio. 11 aprile 2024, sono le 10:21 circa. Mattarella bis, scrive un altro ascoltatore, Mattarella sta prendendo il volo come eccellente tra gli ottimi di giornata. Si trova in compagnia del Bamba della settimana e il preside di Pioltello, che peraltro, diciamo, vanno d'accordo perché uno ha elogiato l'altro e viceversa, no? Uno l'ha chiamato, quell'altro ha risposto, quindi il Bamba ha chiamato l'eccellente e l'eccellente ha risposto al Bamba e gli ha detto ok, sei bravo, guarda un po' i casi della vita, l'eccellente e il Bamba si trovano perfettamente d'accordo. Non è che i voti sono stati comperati, si domanda il callido Walter, mentre Joe scrive il presidente Mattarella sta vincendo, mi spiace, ha distaccato Salvini di gran lunga il presidente Mattarella, perché parla quando deve stare zitto e sta zitto quando deve parlare, secondo un cittadino della Repubblica Italiana di cui è presidente il presidentissimo. Mattarella, altro voto per come sa tacere quando deve parlare, parlare quando deve tacere. E questo è un altro ascoltatore che però dice la stessa cosa dell'ascoltatore precedente. Sono d'accordo per il presidentissimo Genni da Milano. Propongo una seconda posizione ottima tra gli eccellenti, onorevole Boldrini. Buongiorno, scrive Anna Rita dalle Marche. Scusi la mia minorità a capire, in cosa dobbiamo considerare eccellente il nostro presidente di questa bistrattata Repubblica? Beh, l'eccellenza si impone da sé, non c'è bisogno di definirla, è come una barzelletta, se la capisci, se non la capisci mica te la possiamo spiegare in generale. Allora, tra gli ottimi, quelli che non hanno la schiena dritta, scrive Graziella. Se il sondaggio è ironico, voto Mattarella, scrive Cristina da Padova. Mattarella sta prendendo il volo, è indubitabilmente il super eccellente di giornata. Una menzione speciale ai veneti che dopo aver votato in massa per avere l'autonomia si sono rivolti al partito più romanocentrico e centralista. Fardelli, ops, Fratelli d'Italia, scrive Cristina da Padova. Fardelli d'Italia non è male. 02 92 94 7222, ma adesso facciamo prendere un po' di fiato anche all'eccellente tra gli ottimi in regia Davide Locchiatti e ci mandiamo un altro brano musicale. Cos'è che ci tocca? 11 aprile 1913. Qui andiamo sul blues di quelli notevoli. Nasceva proprio oggi a Allendale, nel Tennessee, United States of America, e moriva nel 79 John Lee Granderson, chitarrista blues stile Memphis. Ascoltiamo un pezzo intitolato Hard Luck John. Capite se è poco, eh? Ragazzi, senti che roba.
Questo è blues vero, rimangono pochi minuti, ma dubito che in pochi minuti si possa sovvertire una classifica, quella dell'eccellente tra gli ottimi dell'11 aprile 2024, che vede stravincere, devo dirlo, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che surclassa anche John Lee Granderson, il chitarrista blues che abbiamo appena ascoltato. Questo eccelleva veramente tra i bluesmen. E intanto scrive via WhatsApp un altro ascoltatore: eccellente fra gli ottimi è Mattarella, che decisamente prende il volo, ci ha portato in guerra da ministro negli anni 90, bissa ora da presidente. Sperende no, ragazzi, speriamo di no, perché non c'è da scherzare su questi argomenti. Gianni da Roma riscrive: ma non sarà che il vero eccellente tra gli ottimi sia bip bip? Come altro definire un direttore dell'unica radio di informazione libera che si fa sottrarre il posto di direttore senza colpo ferire, dando l'impressione di essere pur contento? No, non è che si sbaglia Gianni da Roma. Se lei si riferisce a me e si riferisce a Giovanni Sallusti. Giovanni Sallusti è una fortuna che sia arrivato a fare il direttore di Radio Libertà, è una fortuna per tutti noi in virtù della persona che è lui e in virtù della possibilità che abbiamo tutti noi di fare un lavoro ancora migliore. Per cui non c'è nessuna impressione che io sia contento. Io sono contento, è una roba molto diversa. Capisco che da fuori si possa anche equivocare, ma le posso assicurare da dentro. E per solito io dico in privato quello che dico in pubblico, perché se no sto zitto nel caso specifico. Quindi se qualcosa non mi quadra e non è conveniente dirlo in pubblico, me ne sto zitto. Ma quando parlo, dico in pubblico esattamente quello che penso in privato. E quello che penso è esattamente quello che le ho appena detto. Poi non è un rimbrotto, Gianni, capisco che da fuori uno possa vederla diversamente. Intanto Sperem, scrive un altro ascoltatore, ne abbiamo tanto bisogno. Allora, tutta la vita il presidentissimo Stefano da Roma vota anche lui Sergio Mattarella. Che bella immagine che c'ha Stefano da Roma, mi sembra quasi Filippo Tommaso Marinetti, non vorrei sbagliarmi, me lo confermi Stefano, l'immagine di WhatsApp. Di Maio, come dimenticarselo? Ha fatto di tutto lui per farsi dimenticare, perfino fare l'inviato lì nei paesi del Golfo Persico, che era meglio il pesce persico, quello dei laghi lombardi, ma comunque lasciamo stare. Di Maio ha fatto di tutto per farsi dimenticare, ma c'è un ascoltatore che lo vota l'eccellente tra gli ottimi è Di Maio, ha fatto e fa più danni della grandine, vedi Medio Oriente. Diciamo che in quel caso più che altro uno potrebbe dire porta sfiga, perché non è che ha fatto qualcosa lui, adesso non esageriamo. L'eccellente Sumaoro, che raggranella un altro voto di un ascoltatore, ha la faccia come gli stivali, questa non è male. Sì, era Filippo Tommaso Marinetti, l'immagine del profilo di Stefano da Roma, che ringrazio e che saluto. Sono le 10:28, tra poco un eccellente certamente lo ascolterete, Pierluigi Pellegrin, con tanti eccellenti ospiti. E non è una cazzata questa, ma è la pura verità. Ergo, buon ascolto, qui ha stravinto l'eccellente tra gli ottimi dopo il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. L'eccellente tra gli ottimi è Sergio Mattarella. Il Bamba di Vittorio Feltri è il preside di Pioltello e l'eccellente tra gli ottimi è Sergio Mattarella. Tra l'altramente, va detto, i due vanno d'amore e d'accordo, perché uno ha chiamato l'altro e l'altro ha risposto all'uno. Quindi il Bamba e l'eccellente vanno a braccetto. Questa è la morale della favola di questa stupenda mattinata dell'11 aprile 2024, con rispetto di tutti tranne che di me stesso. Avete ascoltato Filo Diretto,